È partito il piano di sorveglianza sulle strutture per anziani, sulle nostre case di riposo. È importante attenzionare questi soggetti fragili e chi li segue come dipendenti delle stesse. Sono 31 le strutture interessate dal piano con 3.850 ospiti suddivisi in 3 livelli a seconda delle condizioni fisiche. Li stiamo esaminando ad una, facendo appunto i tamponi struttura per struttura. Posso dire che il risultato per adesso è un risultato confortante, nel senso che noi abbiamo delle positività però puntiformi, cioè qualche caso qua e là. Su 3.850 ospiti delle case di riposo, solo 39 sono le persone coinvolte. I positivi sono 6 e 7 sono i ricoverati di questi 39. Altri 26 sono le persone invece che sono venute a contatto con i casi appunto positivi e che sono in isolamento. Stessa cosa per i 1.710 dipendenti. Di questi ben 30 sono i soggetti come dire, interessati al virus. La maggior parte sono in isolamento domiciliare, quelli positivi sono 8, quindi numeri veramente piccoli direi in confronto alle dimensioni appunto e degli ospiti e dei dipendenti, che ci fanno ben sperare ma che soprattutto ci pongono nell'ottica di attenzionare sempre di più queste strutture. Numeri che vanno di pari passo con le dichiarazioni dell'assessore regionale alla sanità Lanzarin, che ha definito sommariamente discreta la situazione generale nelle case di riposo nella nostra regione. Il messaggio per la cittadinanza resta però sempre lo stesso. L'appello è forte ed è quello che abbiamo più volte detto, sottolineato, che è importante veramente rimanere a casa, anche se ci sono belle giornate, anche se il tempo invoglia ad uscire, l'allungamento della giornata invoglia a fare una passeggiata, cercate di stare a casa, dovete restare a casa per la vostra salute.